Un nuovo caso di West Nile nel Padovano. Si tratta di un 45enne di Monselice ricoverato all'ospedale di Schiavonia con febbre alta e ripetuti mal di testa. Era già stato preso in cura e poi dimesso, ma la febbre non è mai scomparsa del tutto. Avrebbe infatti contratto la forma più acuta, quella neuroinvasiva. Un caso questo che desta particolare preoccupazione, data anche la situazione nazionale che vede già 7 vittime per il virus del Nilo occidentale. Questa malattia infettiva trasmessa dalle zanzare, in particolare del genere Culex pimpis, che colpisce soprattutto gli uccelli selvatici. Prosegue pertanto anche l'attività di sorveglianza entomologica, ossia analisi degli insetti, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Individuati 11 siti positivi in Veneto su un totale di 86 trappole presenti nella stessa regione e in Friuli Venezia Giulia. Tracce invece di Usutu virus, una forma più lieve, a Trieste. Abbiamo questo caso attualmente di West Nile presente nel nostro reparto di malattie infettive. Non ci spaventa, non ci, come dire, preoccupa. Certo che non è il primo caso, non sarà l'ultimo. Da anni sappiamo di questo tipo di patologie che appunto, arrivano nel nostro territorio. C'è in atto nel territorio un'attività di prevenzione molto importante da parte dei comuni e dei dipartimenti di prevenzione, e poi ci sono le misure che ognuno di noi deve mettere in atto, quindi l'attenzione soprattutto a non lasciare acqua ferma nei sottovasi, in pozzanghere, in piscine e quant'altro, e quindi mettere in atto quelle attenzioni di buon senso che possono limitare il proliferare delle zanzare. Mentre il centro trasfusionale continuerà ad operare tranquillamente, ci sono state le Beh, disposizioni. abbiamo tutte quante le disposizioni che ci dicono appunto come orientarci nel senso appunto del sistema trasfusionale e nel sistema trapiantologico a cui ottemperiamo. La febbre West Nile non si trasmette di persona a persona, ma un'attenzione particolare deve essere rivolta alle donazioni di sangue e organi tra pazienti. Niente allarmismi, però in Veneto, come in molte altre regioni, già da giugno è stato attivato in tutti i dipartimenti trasfusionali lo screening mediante test NAT, un sistema che permette di ricercare e individuare il virus in tutte le unità di sangue raccolte attraverso le donazioni. Una misura preventiva fondamentale per bloccare in tempo i contagi e che rimarrà attiva per tutta l'estate. Con ieri siamo arrivati a 3 casi di infezione umana confermata da virus West Nile. Abbiamo avuto ieri una meningoencefalite e gli altri 2 casi precedenti erano 2 forme febbrili. In generale quello che possiamo dire è che le infezioni da virus West Nile in circa il 90% dei casi decorrono in modo asintomatico. Intorno al 10% invece possono avere una sintomatologia di tipo flu-like, cioè influenza simile, quindi con mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari, inappetenza e astenia, quindi debolezza, diciamo, e febbre di grado variabile. Meno dell'1% può avere invece un interessamento neurologico, con quadri che possono spaziare dalla meningoencefalite, come è capitato ieri, alla paralisi flaccida.